Mm. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Facciamo le graffe napoletane con impasto biga, 12 ore di fermentazione. Con la maturazione ovviamente dell'impasto della biga per 12 ore si ha un risultato diverso, un'alveolatura diversa e anche come sapore ha un sapore straordinario. Facciamo l'impasto a mano, ovviamente anche la biga, la prima cosa che facciamo la facciamo a mano. Mettiamo nel recipiente farina e acqua e lievito. Andiamo a fare la biga semplicemente a mano, non ci vorrà molto perché non si deve impastare la biga ma si deve solo far umidire la farina con acqua e lievito e poi andiamo letteralmente a spezzare proprio in questo modo. Strappiamo l'impasto con le mani senza impastare. Si va a spezzettare al fine di far, diciamo, umidire tutta la farina con l'acqua e il lievito e di non far impastare. Uniamo il tutto e copriamo con pellicola trasparente. Adesso mettiamo la biga per 12 ore in frigorifero. L'ideale è impastare la sera per il mattino seguente. Possiamo impastare anche 24 ore di fermentazione. Dopo 12 ore in frigorifero ha un odore di lievitazione, alcol iniziato, una fermentazione, non proprio una vera e propria lievitazione, ed è pronto. Potete far stare, come vi dicevo, anche 24 ore in frigorifero, si mantiene anche per 36 ore. Quindi vado a impastare un recipiente a mano, spezzettiamo la biga ottenuta. Come vi dicevo, la biga più la facciamo restare in frigo e più fermenta. Io l'ho fatta stare 12 ore, quindi inseriamo all'interno altro latte e lievito. Quindi inseriamo il latte nella biga e altra parte di lievito. Ovviamente questo impasto si può fare benissimo con planetaria o con uno sbattitore elettrico. Impastiamo il tutto fin quando non si scioglie per bene tutta la biga e inseriamo anche le uova all'interno, sale e zucchero. Mettiamo il burro a temperatura ambiente ovviamente e facciamo una cremina. Inseriamo gli aromi a piacere, ovviamente ho inserito buccia d'arancia e limone, potete mettere anche aroma limone liquido e inseriamo la farina restante. Mi raccomando, fate un mix sempre di farina di forza e farina 00. Continuiamo a impastare nel recipiente, poi possiamo passare sul tavolo perché bisogna asciugare l'impasto. Adesso lavoriamo l'impasto sul tavolo fin quando non diventa liscio. Lo facciamo riposare 5 minuti prima di lavorarlo di nuovo, così si asciuga un po' all'aria e poi lo riprendiamo. In tutto l'impasto durerà 15-20 minuti finché non diventa liscio. Il punto di pasta è influenzato da tanti fattori, dalla temperatura ambiente che abbiamo in casa o in laboratorio, oppure anche proprio dalla temperatura, se estate, inverno, è una cosa fondamentale perché si va a diminuire il liquido, non iniziamo a diminuire o a aggiungere farina, queste cose qua, è meglio diminuire i liquidi anziché sale, zucchero e farina e ovviamente il grasso. Come vedete, con riposo l'impasto si inizia a asciugare. Quando l'impasto risulta appiccicoso, che adesso è ultimato, facciamo riposare giusto 5 minuti all'aria senza coprire. Dopo circa 15-20 minuti con i vari riposi per far asciugare l'impasto è pronto. Quindi l'impasto è pronto, lo copriamo con pellicola e un po' di farina. Quindi gli diamo una pillatura e copriamo con pellicola e lasciamo sul tavolo. Adesso facciamo riposare l'impasto per un'ora. Quindi dopo un'ora di riposo prendiamo l'impasto, è puntato. Adesso spezziamo pezzi da più o meno 100 grammi, 80-100 grammi. Quindi andiamo a spezzare l'impasto, vi faccio vedere l'interno, guardate che spettacolo. Io vado a fare le graffe più o meno da 90 grammi ognuna. Arrotoliamo in modo ovale, tipo panzarotto napoletano, l'impasto.
Diamo una piccola lavorazione in modo tale da creare un bastoncino che si riposerà tranquillamente. Facciamo riposare i pezzi per circa 15 minuti. Trascorsi 15 minuti andiamo a mettere le graffie sul piatto. Non le maneggiamo tanto, facciamo rimanere la loro struttura interna. Farina nel piatto abbondante, altrimenti non si alzano. Quindi allunghiamo il bastoncino creato e formiamo la graffa in questo modo. Quindi mettiamo in un piatto ben infarinato, oppure potete mettere anche su un foglio di carta da forno, ma io non mi trovo perché quando si frigge la graffa si deve capovolgere. Formate le graffe, adesso le mettiamo in forno con luce accesa, forno spento ovviamente, a lievitare dovranno raddoppiare il loro volume. Ovviamente se fa caldo le rimaniamo tranquillamente sul tavolo a temperatura ambiente e senza pellicola sopra. Le graffe sono ben lievitate, sono pronte per essere fritte. Quindi graffe pronte, prepariamo anche lo zucchero extra fine con cannella, ovviamente se volete mettere un po' di aroma a limone, arancio e vaniglia. Nello zucchero extra fine inseriamo aromi a piacere. Portiamo l'olio alla temperatura di 160-165 gradi massimo. Con una spatola prendiamo le graffe in questo modo. Quindi solleviamo con una spatola le graffe e andiamo a mettere al contrario nell'olio bollente a 160 gradi e aspettiamo che le graffe lievitano in altezza, poi le giriamo questo colore, questa doratura e aspettiamo che si colorano anche al lato basso. Le graffe, vedete, sono più o meno cotte uniforme. Ci vorranno circa 5-7 minuti di frittura a 160-165 gradi massimo e voilà. Ancora calde le passiamo nello zucchero, altrimenti lo zucchero non si attacca più all'esterno della graffa. E poi facciamo una spolverata di zucchero a velo, ovviamente è a piacere. Guardate che spettacolo, mi assicuro c'è un odore in casa incredibile tra gli aromi che fuoriescono giustamente quando la graffa è calda vicino allo zucchero, fuoriescono tutti gli aromi messi precedentemente e vado a fare il taglio. Abbiamo una graffa morbidissima e il suo interno ovviamente è dato dall'alveolatura della biga, data anche da una corretta frittura ovviamente, perché è molto importante. Che ve lo dico a fare, c'è un odore in casa di frittura, poi zucchero, cannella, aromi, arancio, macello. Devo solo mangiare, purtroppo non ce la faccio più, mi nascondo che è orario di pranzo e ho fame. No, ma si squaglia in bocca, si squaglia in bocca, cioè si scioglie in bocca. Ovviamente il tempo di conservazione al massimo di un giorno, perché la graffa va mangiata stesso in giornata, non calda esagerata, però almeno in giornata si deve mangiare. Quindi.